Agli albori del Settecento, nella turbinosa fortuna delle guerre e dei trattati, la Sicilia, ambito premio di tutti i vincitori, passa con alterna vicenda sotto le insegne delle più potenti dinastie che si contendono il dominio del mondo. Nell'isola meravigliosa, il patriziato, per gran parte asservito allo straniero, dimentico delle sue tradizioni e dei suoi doveri verso il popolo, trascorre in feste e in lussuosi piaceri la sua oziosa giornata, mentre il popolo, l'antico e nobile popolo di Sicilia, ridotto a una miserabile e pavida plebe, è angariato di balzelli, offeso nell'onore, torturato, affamato, vilipeso, fatto vittima e preda di tutte le tirannie e di tutti i tiranni. Ma contro tutte le tirannie e tutti i tiranni un manipolo di uomini intrepidi insorge. Si chiamano i Beati Paoli. Stretti a un giuramento di fratellanza segreta, il volto celato da neri cappucci, la mano armata di una rete silenziosa e di un balenante pugnale, nascondono i loro riti nelle viscere della terra. L'ombra e il mistero sono i loro potenti alleati. Ovunque invocati, ovunque presenti, i Beati Paoli attaccano, colpiscono, dileguano, invisibili ed inesorabili. Giustizia per tutti! Dio confonda i tiranni! È il motto di battaglia che illumina ed esalta l'azione dei Beati Paoli, i fantomatici cavalieri dalle maschere nere. Don Raimondo della Motta, il Tribunale Supremo dei Beati Paoli vi condanna. No, non mi uccidete. Non mi uccidete, è tutto falso, sono innocente. No, non mi uccidete! Sia eseguita la tutto sentenza falso. dei Beati Paoli, Sono cavalieri innocente. della giustizia. No! No! È il mio benefattore! Assassini vigliacchi, fermi tutti! In tanti contro uno, me la pagherete. Basta la mia spada a difendere l'onore dei fratelli. Via tutti, con ordine! Vieni qui, sta buona, con questo caldo mi fai sudare. Scusate, ma è vero che voi avete un figlio della mia età? Cosa? È un bravo giovane, sa? Allegro, forte, affezionato, un cuore d'oro. E poi se lo vedesse che bel giovane, stupida. E proprio me lo dici.